Terza corsa dal Savio, confronto per cavalli di 5 e 6 anni. 2 ritirati, Zitrunas e Van Gogh SM, questo lo schieramento: 1 Zequinia, 2 Zolder AS, 3 Zax Club, 4 Zosima, 6 Val Gardena Jet, in seconda linea 8 Villa Caccia Jet. Favori in chiusura nettissimi per Zolder AS numero 2 Antonio Di Nardo. Macchina che stacca in questo momento con la velocità iniziale di Zax Club, che si porta a condurre nei confronti di Zequinia, mentre Zolder S è subito all'esterno. In terza posizione lungo la corda c'è Villa Caccia Jet. Rimane all'esterno Zolder S, 14,6 i primi 200 per Zax Club, che ora a metà della retta delle scuderie continua a fare andatura e costringe Zolder AS ad accodarsi in quarta posizione. 29,4 per i 400, esce nuovamente però Zolder AS a metà della piegata, avvicina Zequinia che segue sempre il leader Zax Club, 600 in 44,7 sul rallentamento di 15,3 in curva. Zolder S prova ad avvicinare Zax Club, che mantiene ora una lunghezza abbondante di vantaggio a completamento degli 800 in 58,8, 14,1 il parziale davanti alle tribune. Roberto Andreghetti con Zax Club si oppone al favorito Zolder S, completa 1 chilometro in 1,13,3, cala anche Zequinia e così a 500 dalla conclusione Zax Club e Zolder AS sono nettamente avanti agli altri. A 400 dal palo allunga ancora Zax Club, un 14,4 di parziale. Zolder AS prova a riorganizzarsi, ma ha sempre 3 lunghezze di vantaggio Zax Club, che continua del suo passo, parziale in 14,7 in curva e retta d'arrivo che Zax Club percorre in solitaria per venire a vincere da lontano. Percorso di testa di Zax Club, che vince facile nei confronti di Zolder S, mentre al terzo chiude Val Gardena Jet. 1,13 netto il ragguaglio conclusivo, con un 58 scarso a chiudere. 14,3 per la retta d'arrivo. Vince Zax Club. Roberto Andreghetti per il training di Eric Bondo, la quota al totalizzatore di 2,16.